Ancora ladri in azione nella Marca. A Ponzano entrano in casa e scardinano la cassaforte usando un flessibile, spariscono i soldi delle tredicesime e collane d'oro. Il proprietario: ci tenevano d'occhio, racconta, ora abbiamo paura. A Montebelluna invece i malviventi approfittano dell'assenza di un anziano in casa di riposo per razziare le abitazioni e alloggiarvi per una notte facendo baldoria. Traffica di gravi incidenti in tutto il Veneto, 2 vittime, uno studente 24enne nel Padovano e un 54enne nel Bellunese. A Casale sul Sile un 23enne vivo per miracolo dopo il ribaltamento dell'auto nel fosso. Domani un mese dal femminicidio che ha sconvolto l'Italia. Il sociologo Filippi sembra aver insegnato poco, non bisogna fermarsi alle emozioni ma scavare davvero per risolvere il problema. Settimana di insulti, anche minacce sul web contro Papagino e la sorella Elena. Come annunciato, la famiglia di Giulia comincia a querelare nel mirino anche il consigliere regionale Valdegamberi. A Treviso continua a tenere banco il futuro di Piazza Vittoria e il parco interrato, ma i tempi sono ancora lunghi. A dettarli in diretta in prima edizione il vice sindaco di Treviso. Oggi la giornata clou dell'antica fiera dell'agricoltura a Santa Lucia di Piave, 15.000 persone, 300 stand, madrina l'ex campionessa di scherma Margherita Grambassi. Mercoledì 13 alle 18 Antena 3 trasmetterà in diretta la messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia e la celebrazione sarà officiata dal Patriarca Monsignor Francesco Morelli. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso che apre ancora una volta con la piaga dei furti. Questa volta siamo a Ponzano Veneto. I ladri approfittano dell'assenza dei proprietari per un vero e proprio raid con un flessibile. Adesso andiamo a letto con un po' di paura e sappiamo che non ci può essere neanche nulla, perché anche un allarme secondo me non li ferma. O siamo noi che riusciamo magari a romperci le scatole un po' quando vediamo delle cose un po' inusuali eccetera, oppure la daremo sempre vinta a questi personaggi qui. C'è rassegnazione e sconforto nelle parole di Patrick Marcon dopo il furto subito la sera dell'8 dicembre in via Pietro Gobbato a Ponzano. Siamo tornati a casa e io, come al solito, ho aperto le porte e ho fatto per entrare in camera da letto e la camera era chiusa da fuori. Nessuno scherzo dei figli, come invece distinto Patrick pensava. La luce accesa che si intravedeva dalle fessure della porta non ha lasciato più nessun dubbio. Ho trovato tutto aperto, balconi aperti, porta aperta e la luce accesa. Ovviamente ho visto il disastro e ho capito che erano passati a rubare. Questa era la mia cassetta, la cassaforte, dove l'hanno divelta con un flessibile. Si vede anche da qua, hanno preso il muro e la cassetta ovviamente aperta a metà. Qualche gioiello in oro, dei soldi arrivati dalle tredicesime tenuti da parte per qualche regalo in vista del Natale ormai alle porte. Un colpo messo a segno in modo sicuro, forzando l'oscuro e la finestra del bagno, l'unico punto esterno non illuminato dell'appartamento al piano terra della zona residenziale di Ponzano. Sapere che c'è la cassaforte, venire colpo sicuro, immagino che possano avere dei metal detector, ok, però entrare sapendo che ci sono le casseforti, sapendo che c'è qualcosa dentro, io questo sinceramente non me lo spiego. Noi qua abbiamo anche il controllo vicinato, quindi abbiamo dei gruppi WhatsApp dove ci scriviamo sempre quello che succede, e né persone che conosco dietro hanno visto o sentito niente, né il mio vicino di casa che era in casa ha sentito. Anche se dovessero sentire, però giustamente chi viene a romperci le scatole sapendo che magari stiamo facendo dei lavori in casa a quelle ore lì. Non bastano più né allarmi né i controlli del vicinato, lo sfogo di Patrick. Resta viva quindi la preoccupazione e la paura per il senso di impotenza davanti a quello che è un fenomeno a cui sembra di non riuscire a trovare una soluzione. Mi fa preoccupare proprio il fatto che siamo sempre in mezzo a dei condomini e nessuno vede e sente mai nulla. Questo è una cosa che mi fa sicuramente preoccupare. Non il solo caso di irruzioni in casa in questi giorni. L'ultimo in ordine di tempo a Montebelluna, dove un gruppo di malviventi si è introdotto in casa del suocero del consigliere comunale Daniele Pincin, anziano che da un po' di tempo si trova in casa di riposo. I ladri avrebbero addirittura fatto uso della casa dell'uomo, dormendo, bevendo e fumando, rovistando ovunque e lasciando l'alloggio completamente a soqquadro. Un'altra piaga che attanaglia il territorio è quello delle stragi e delle tragedie sulle strade
Ancora 2 vittime in Veneto, l'ultimo in ordine di tempo, lo studente 24enne padovano Cristian Disarò, finito con la sua auto in un fossato a Sant'Elena, vicino a Este, nel Padovano, in via Gasparolo, poco dopo le 4 di notte. La macchina nel fossato ha impattato contro un pozzetto in cemento armato, non lasciando alcuna via di scampo al ragazzo. Qualche ora prima era toccato invece al 54enne di Roccapietro Carlo Soraru, morto nello schianto frontale poco dopo le 23 tra la sua auto e un SUV tra Col di Rocca e Roccapietro. Queste sono le immagini di Padova. Fra poco vedremo invece le immagini dello schianto, eccolo, di Roccapietro alle 23 di ieri, con la morte del 54enne bellunese, le 2 vittime delle ultime ore. E c'è stata una tragedia sfiorata invece nella Marca trevigiana poco dopo le 13:30 a Conscio di Casale sul Sile, dove un 23enne di Casier è finito fuori strada ribaltandosi nel fosso a lato della carreggiata, nonostante la carambola che, come vedete, ha fatto finire l'auto sulla fiancata. Il giovane se l'è cavata miracolosamente senza gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Casier dal momento che il 23enne era rimasto incastrato nell'abitacolo, bloccato dalle cinture di sicurezza. Il giovane è stato fatto uscire, i vigili del fuoco chiamati in supporto non sono intervenuti dal momento che l'auto è stata rimossa dal carro attrezzi. Questo è accaduto a Conscio di Casale sul Sile. Torneremo alla cronaca fra poco, ma è in un certo senso cronaca anche il boom di ricoveri non solo per il Covid ma anche per l'influenza. Intanto i numeri da record del primo Vax Day, quello della Madonnina del giorno dell'Immacolata, con 1350 persone vaccinate in un giorno. Come sapete, 17 dicembre, domenica 17 dicembre, domenica prossima, è previsto il secondo Vax Day. E poi il boom di accessi al pronto soccorso di Treviso tra il 7 e il 9 dicembre, ieri quasi in 500 per codici bianchi per influenze, con picchi di febbre soprattutto nei bambini. La definisco drammatica perché con 3 giorni consecutivi non avevamo mai avuto un accesso così importante. Questo credo sia anche dovuto al fatto che gli anni scorsi abbiamo usato le mascherine, quindi eravamo tutti protetti. Oggi giustamente le mascherine non le usiamo e quindi i virus fanno un po' da padrone. Pronto soccorso preso d'assalto tra il 7 e il 9 dicembre, circa 500 gli accessi, numeri mai visti che hanno messo alla prova la resistenza di medici e infermieri del pronto intervento. Veramente tanti, oltre 320 in pronto soccorso, chiamiamolo, per le persone adulte, e poi 130 per i bambini, cioè il pediatrico, cosa mai successa in questi anni. Abbiamo avuto un eccesso di codici bianchi, faccia conto che su 130 diciamo che 110-120 erano codici bianchi. Situazione provocata probabilmente dalla festività dell'Immacolata, che ha allungato il periodo di riposo dei medici di base e pediatri. C'è stata qualche difficoltà di contattare la guardia medica che dovrebbe rispondere al telefono, e quindi la gente, non avendo risposte al telefono, si è proiettata tutta al pronto soccorso. Casi che pediatri, infermieri e medici del primo soccorso sono riusciti a smaltire nonostante un'affluenza mai vista a Treviso. Oltre che influenze, anche tante virosi, soprattutto nei bambini, che portano a febbri anche elevate, 38-39, quindi chiaramente le persone hanno paura che sia Covid, oppure hanno paura che possano divenire delle polmoniti, per cui vengono in pronto soccorso. Sul fronte vaccini, bene il primo Vax Day alla Madonnina l'8 dicembre, con persone che sono arrivate anche da fuori regione per accedere alla vaccinazione. 1350 persone che si sono presentate, di cui 260 senza prenotazioni, li abbiamo fatti tutti. Ringrazio i miei collaboratori e vi aspettiamo tutti il giorno 17 alla Madonnina, ad Asolo e a Conegliano. Covid, influenza stagionale, ma anche polmoniti. L'inverno si preannuncia complesso. A fare il punto il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite nella nostra diretta. Noi ora ci siamo dimenticati del Covid, ma il Covid non si è dimenticato di noi e continua a circolare. La situazione non è di emergenza sanitaria come per i Natali passati, 2020 e 2021 in particolare, ma non si può parlare di normalizzazione. Per il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, lo dicono i numeri nazionali, peraltro certificati anche dalla Fondazione Gimbe, delle persone decedute. 300 sono morte nella scorsa settimana, quasi 1000
nell'ultimo mese. Quindi una patologia che non ne sentivamo la necessità, ma purtroppo dovremo, come dire, continuare a convivere, e io credo che il messaggio da dare sia questo, cioè suggeriamo la vaccinazione, il richiamo vaccinale per il Covid e anche per l'influenza alle persone fragili e alle persone a rischio. Proteggere le persone fragili resta quindi la priorità, anche perché l'influenza stagionale si sta rivelando particolarmente dura, senza contare la nuova allerta, le polmoniti da micoplasma. Questi micoplasmi sono presenti e storicamente si evidenziano con maggiore concentrazione. In Cina, chi lo sa cosa sta succedendo, però questa stessa cosa sta succedendo in Francia, in Olanda, e questo ci fa dire che siamo in una situazione dove appunto questo andamento ciclico può mettere in difficoltà i bambini, i ragazzi, e un aspetto peculiare anche i più piccoli, e guarda caso anche purtroppo con alcuni stipiti che sono resistenti all'azitromicina, un antibiotico che scioccamente è stato usato in modo esagerato durante il Covid, e ora ne vediamo anche qualche effetto negativo per quell'antibiotico resistenza che è la battaglia del futuro. Torniamo alla cronaca. Paura in tarda mattinata a Segusino, quando è divampato un incendio in un'abitazione in via Zancaner. La vecchia casa di 2 piani ai margini della strada è stata completamente invasa dalle fiamme. Fortunatamente nessuna delle 3 persone che vi abitavano, madre, padre e figlia, sono rimaste ferite. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco. Li vediamo accorsi da Feltre, che insieme ad alcuni volontari di Asolo e Treviso sono riusciti a domare le fiamme. Imponente dispiegamento di mezzi, 15 gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento. L'incendio è divampato probabilmente da una stufa a legna. Durante tutto il pomeriggio le verifiche e le operazioni di bonifica da parte dei pompieri della casa, ad ora inagibile. La famiglia ha dunque dovuto abbandonare provvisoriamente l'abitazione. E adesso parliamo di Giulia Cecchettin. Un mese domani dalla vicenda, insomma, che ha scosso tutta l'Italia. Un mese nel quale non c'è stato solo un mare di affetto, di solidarietà per la famiglia di Giulia, ma anche odio social. La famiglia di Giulia Cecchettin ha già presentato 2 denunce per gli insulti sul web nei confronti dei familiari, appunto, della studentessa uccisa da Filippo Turetta. Il legale di Gino Cecchettin Tigani ha confermato di aver presentato una querela per diffamazione alla polizia postale a nome del padre della ragazza per i messaggi contenenti decine di frasi di odio rivolti anche a Giulia via web. Una seconda querela per diffamazione, secondo quanto si apprende, è stata fatta invece da Elena, la sorella di Giulia, nei confronti del consigliere regionale ed ex consigliere della lista Zaia Stefano Valdegamberi, che in un post, lo ricorderete, aveva scritto che la sorella di Giulia ha simboli satanici e fa la recita. Insulti e minacce dunque che in questi mesi, in queste settimane anche di morte, non si sono fermati, tanto che sarebbero centinaia le frasi indicibili che la famiglia ha ricevuto. E per questo, oltre a queste 2 denunce già presentate, nei prossimi giorni Gino Cecchettin presenterà una nuova denuncia alla polizia postale. Ma cosa è cambiato? Cosa è cambiato un mese dopo la tragica morte, l'omicidio di Giulia Cecchettin? Lo abbiamo chiesto al sociologo Vittorio Filippi. Sì, è un mese che per alcuni versi avrebbe dovuto cambiare molto, in realtà mi sembra che abbia cambiato molto poco, tanto è vero che in questo mese sono successi ulteriori femminicidi, ulteriori violenze, e sembra che è una storia appunto che non insegni nulla. Appelli, manifestazioni, marce, fiaccolate, sit-in, parole dette, frasi urlate, canzoni cantate contro il femminicidio, contro la violenza di genere, per Giulia, per tutte le vittime di un retaggio che si basa sulla cultura del possesso. La morte di Giulia, non l'ultima, per mano di un uomo nel mese di novembre, ma che ha lasciato il segno, ha fatto rumore. Quello che ha smosso credo sia stata la ferocia incredibile da concepirsi, però ecco, ripeto, dovrebbe scavare di più, non rimanere a livello emotivo, perché noi siamo nel mondo oggi delle emozioni, e questo mondo delle emozioni però è molto volatile, molto fugace, dura poco e incide poco. Un fatto che deve insegnare. Ai maschi dovrebbe insegnare a fare i conti con la propria
come dire, con la propria ingenuità, con la propria immaturità affettiva, dire, come ho sentito, frasi del tipo tu sei tutto per me non riesco a stare senza di te, dimostra chiaramente una enorme, grande fragilità, una enorme, grande debolezza della figura maschile oggi. Una tragica vicenda che può porre le basi per instaurare un dialogo costruttivo su come poter agire concretamente per l'eliminazione della violenza sulle donne. Dialogo che deve iniziare dalle famiglie. Parlarne, ecco, il tenere chiuse le cose, il temerle, il nasconderle come la polvere sotto il tappeto non fa nulla di buono. Protegge formalmente, ma la realtà scava sotto, scava a livello psichico e appunto avvelena e distrugge tutto ciò che sarebbe nato teoricamente in nome dell'amore, un paradosso. E all'auditorium della provincia di Treviso in questi giorni un'iniziativa della CGIL per riflettere proprio sulla violenza di genere, il corpo delle donne al centro. Fa rumore l'auditorium di Sant'Artemio in occasione dell'iniziativa promossa dalla CGIL di Treviso per mettere al centro del dibattito pubblico il corpo delle donne. Il corpo mi appartiene, il titolo dell'assemblea fortemente voluta dal coordinamento politiche di genere della Camera di Lavoro di Treviso. Continuare un percorso già iniziato rispetto alla concezione di genere all'interno di questa società, della nostra società, in particolar modo oggi riguarda quella che è la concezione del corpo della donna, che solo di cui il femminicidio è solamente l'atto finale, quindi in realtà tutta la questione che ruota attorno al concetto di corpo femminile parte dal linguaggio, dalla modalità di approccio all'interno della società, all'interno dei modi del mondo del lavoro e di tutti gli ambienti che uomini e donne frequentano. Ripartire dalla comunicazione, un'occasione, quella promossa dal sindacato, per fermarsi a riflettere. Aiutare la nostra platea e noi stessi a iniziare un percorso rispetto a quella che è la concezione di corpo, la concezione di linguaggio e per cercare di iniziare un cambiamento culturale necessario. Un cambiamento che deve partire dal basso per sradicare un'intera storia culturale, spesso a sfondo patriarcale e di cui il femminicidio è solo la punta dell'iceberg. Cambiamento che deve partire dall'ascolto dei ragazzi. Non c'è bisogno di qualcosa di più profondo che vada a muovere quelle che sono le incrostazioni che sono dentro i rapporti interpersonali e familiari. Occorre un'azione profonda e l'educazione sessuale che i consultori hanno fatto nelle scuole ha avuto questi obiettivi. Prima di andare in pubblicità, una notizia di cronaca che ci arriva da Belluno. Momenti di paura poco dopo le 18 di questa sera al terzo piano dell'ala est dell'ospedale San Martino di Belluno. Degenti del reparto di geriatria e dell'ospedale di comunità, i loro familiari e il personale sanitario sono stati sorpresi dall'allarme antincendio che ha creato una diffusa tensione, perché subito il pensiero è andato alla tragedia accaduta all'ospedale di Tivoli. Secondo le prime informazioni sembra che a far scattare l'allarme sia stato il fumo di una sigaretta accesa in un locale deposito, ma il segnale di emergenza non è risuonato in contemporanea nella sala di controllo dei vigili del fuoco di Belluno. Poco prima delle 19, grazie all'intervento di un elettricista, l'allarme è stato bloccato e la situazione è rientrata fortunatamente nella normalità. Pochi istanti di pubblicità, poi torniamo in centro a Treviso. Rieccoci in diretta in telegiornale di Treviso, ripartiamo proprio dal capoluogo dove continua a tenere banco il dibattito sul futuro di Piazza Vittoria e il park interrato, ma i tempi sono ancora lunghi. A dettarli in diretta nella nostra prima edizione di oggi il vice sindaco Alessandro Manera. Giusto per capire, fatto 100 diciamo il percorso del Park Vittoria, a che punto siamo in questo momento da 0 a 100? Beh, da 0 a 100 secondo me siamo a 5. E se il tema più caldo del momento, il dibattito sul nuovo volto di Piazza Vittoria per il parco interrato, si basasse per ora soltanto su un percorso davvero alle primissime battute iniziali. Per il vice sindaco siamo ad appena il 5% del viaggio, tempi lunghi ancora in attesa di progettazione definitiva e di valutazioni fisiche ed economiche.
anche se è un 5% che Kasugana ritiene dirimente. Beh, ma è un 5 importante, perché è un 5 ti dice sì o no. Quando noi abbiamo il sì e facciamo una progettazione, peraltro adesso vedremo quali saranno le gare, perché poi vedremo quali sono i meccanismi, anche il project, non il project, chi lo fa, chi non lo fa, lì poi vai veloce. E poi ci sarà un momento in cui il Consiglio Comunale dice sì, no, ci penso, ognuno si prenderà la propria responsabilità. Resta il fatto che al di là dei rendering ipotetici, l'opposizione vuole vedere i documenti per poter fare le sue valutazioni. Anche chi come Azione Italia Viva non ha pregiudizi di sorta sul progetto. Il capogruppo Consiglio, il capogruppo Nicola Rocco, ha chiesto una convocazione di una commissione monotematica sul tema Parca Vittoria, proprio per iniziare a vedere le carte. C'è bisogno di tempi certi. 2, che non si creino danni e impossibilità a muoversi da parte verso i residenti o verso i commercianti, verso i pubblici esercizi, e terzo, che siano inseriti all'interno di un progetto più ampio, di un progetto di mobilità sostenibile. Punti cardine già messi in campo da Ascom, che ritiene buona l'idea ma vuole certezze, mentre il PD continua ad attaccare. Park dannoso anche a livello ambientale. Il vice sindaco però respinge al mittente e rassicura. Ci fa uno studio di fattibilità all'inizio, no? È possibile o no? Perché se non è possibile non spendiamo neanche milioni di euro di progettazione. Quindi siamo a livello del possibile adesso? È possibile farlo. Chiaramente questo doveva dipanare la sovrintendenza, ci sono anche organi superiori che possono dirci no. Uno studio di fattibilità geologica, sì, è possibile andare sotto o no. A questa fattibilità deve corrispondere un piano economico, perché se per fare una cosa costa un valore inverosimile, non è sostenibile economicamente. E anche un cronoprogramma. Ecco, a quel punto c'è una progettazione, diventa una progettazione definitiva. Noi l'abbiamo fatto inserendolo proprio in una progettualità generale del parcheggio, che si chiama PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile. L'assessore De Checchi, allora vice sindaco, ha fatto un lavoro immenso con gli uffici per dire, bene, tutta sta roba qua, in una mobilità della città che è una città murata, quindi con delle sue difficoltà, perché non è che puoi dire allargo le mura. Con i vincoli. Ci sta, e il Parco della Vittoria ci sta. Intanto c'è da parte di uno storico ex consigliere comunale di Treviso una denuncia su un problema che insiste nel centro cittadino. Questi non ti lasciano neanche prendere un caffè al bar, si appiccicano come la colla, diciamo, no? Accattoni molesti nel centro di Treviso, un fenomeno in aumento visibile soprattutto nei giorni in cui c'è maggior concentrazione di persone, giorni di mercato in occasione di iniziative particolari che attirano più persone a vivere la città. Una presenza che sembra essere nell'ultimo tempo peggiorata. Non è peggiorata, è migliorata, sotto il senso che ce ne sono di più. Quindi è un lato sì, negativo ma positivo per chi viene ad accattonare. Mi meraviglio che ci sia tanta gente che fa gli oboli così. Dall'ex consigliere comunale della Lega l'invito a diffidare e non cedere all'insistenza. Io lascio alle persone al buon senso di astenersi di dare oboli così gratuitamente quando ci sono tantissime persone che pur soffrendo hanno un po' di dignità. Adesso a Santa Lucia di Piave, l'abbiamo visto anche in diretta nella nostra prima edizione, dove tra le oltre 15.000 persone presenti nella giornata clou della 1363esima edizione delle fiere di Santa Lucia c'era anche la madrina, la vediamo, la triestina Margherita Grambassi, olimpionica di Fioretto e conduttrice televisiva. Oltre 15.000 persone, dicevamo, oltre 300 gli espositori divisi nei settori agroalimentare e tecnologico, presenti macchinari per la coltivazione estensiva, anche se l'interesse maggiore è per la viticoltura e l'enologia. Tra i temi trattati nel corso della inaugurazione, quello della difesa dei prodotti tipici, anche attraverso una maggiore qualità della produzione, vista anche come risposta alla carne sintetica, settore lattiero caseario e le prese con le nuove regole europee sui contenitori e imballaggi, mentre domani in scena la gestione dei fitofarmaci e l'intelligenza artificiale in agricoltura. Quindi domani un'altra giornata importante alle fiere di Santa Lucia. Lo abbiamo visto, c'era il presidente Zaia che si è soffermato a parlare anche di Olimpiadi e di pista da bob a Cortina con una deadline.
Entro il 13 il Ministero delle Infrastrutture dirà se sarà sostenibile la realizzazione della pista di bob su budget, diciamo addirittura molto probabilmente inferiori ai budget che ci sono di base. Il che vuol dire che non stiamo parlando di 180 milioni, non stiamo parlando di 160 milioni, ma stiamo parlando abbondantemente, da quel che è dato sapere, di budget che potrebbero essere anche molto inferiori ai famosi 100 milioni che già sono stati stanziati. Ovviamente con l'idea di fare una revisione, diciamo, prezzi, progettuale, ma non pensando minimamente al fatto che non ci siano, diciamo, i servizi complementari che devono esserci, come il parcheggio, la stazione di partenza o altro. Però insomma ci sono degli aspetti progettuali che si possono rivedere. Quindi siamo sicuri? Non siamo sicuri, la certezza non c'è mai nella vita, neanche quando io ho candidato questo territorio per le Olimpiadi, poi la sicurezza l'abbiamo avuta a Losanna. Attendiamo il 13, certo che il 13 è la deadline, cioè è il giorno ultimo oltre il quale comunque sapremo se sarà fatta questa scelta, quella per Cesana, perché mi sembra di capire che il governo, e condivido questa scelta, non voglia uscire con la pista di bob dai confini nazionali. Dopodiché c'è l'altro scoglio, che è quello del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che continua a dire che la pista deve essere funzionante e esistente e nessuna delle due potenziali piste italiane sono funzionanti e esistenti. Torniamo a Treviso, alla Casa dei Carraresi, fino a domenica prossima, domenica 17, una mostra che racconta il passato degli edifici di Treviso attraverso le litografie realizzate da un noto architetto. Questa stampa rappresenta l'ultimo tratto del Calmaggiore, quindi venendo dal Duomo, andando verso Piazza dei Signori. Sul lato sinistro, questi sono gli ultimi edifici, in sostanza prima che si apra Piazza dei Signori. Quindi in angolo vedete il Palazzo del Podestà Trevigiano, è un esempio importante perché è un esempio di architettura manierista, quindi tardo rinascimentale, che si ispira a Giulio Romano, il motivo della Serviana, ma con questo bugnato molto rustico. Quindi si eleva il Podestà veneziano. Disegnare il passato per riscoprire il presente. La passione dell'architetto Igino Marangone è diventata una mostra. Aperta alla Casa dei Carraresi fino a domenica 17 dicembre e allestita con la partecipazione di Ruggero Barbone. Queste che vedete sono stampe, quindi sono disegni fatti a matita o in china, riprodotti proprio in litografia, in pianto stampa, quindi stampe su cotone, sono proprio stampe d'arte, cose pregiate, particolari e come dire, ho avuto questa opportunità e le ho portate qui alla Casa dei Carraresi insieme con il mio amico Ruggero Barbone. La città antica e il suo territorio è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Uno sguardo sulla città che fu, perché sia i turisti che i trevigiani stessi possano meravigliarsi ancora di come ogni angolo della città racconti la storia. Il portico non c'era, è stato fatto dagli ingegneri dopo l'Unità d'Italia, dopo il 1866, Veneto italiano. Il palazzo aveva un portone d'ingresso e delle semplici finestre, quindi un portico è stato fatto per proseguire il porticato di Piazza dei Signori, di quanto è stato demolito il palazzo del comune duecentesco. Le litografie, le immagini poi che abbiamo visto adesso in questo momento del nostro archivio storico, insomma il passato, il presente che diventano anche il futuro di Treviso. Parliamo delle tradizioni adesso. Oggi pomeriggio la pastoria del Borgo Furo di Sant'Angelo ha rinnovato la tradizione prenatalizia del passaggio in centro città della Natività. Come un tempo Gianni Marini ha riportato tra le vie di Treviso la tradizione dell'asinello che trainava il carretto su cui Maria e Giuseppe cercavano un posto caldo per poter far nascere Gesù, fermandosi nelle storiche osterie della città e rievocando l'immagine della Sacra Famiglia, rappresentazione che si rinnoverà anche la sera della vigilia di Natale, a cui seguirà in Piazza dei Signori l'allestimento del presepe vivente. A Resane invece c'era anche il vescovo Monsignor Michele Tomasi, oggi all'inaugurazione della mostra internazionale dei presepi che si tiene come ogni anno al monumento ai caduti di San Marco a Resana. Conto tondo per la mostra giunta alla sua 30ª edizione, curata dal gruppo culturale San Marco in collaborazione con la Proloco Resana. L'esposizione si sviluppa in una superficie di circa 300 metri quadri con più di 100 presepi fatti con radici di legno, terracotta, ceramica, filo di ferro, cartone, lana, materiali riciclati, tutti provenienti da diverse parti d'Italia e del mondo. Aperta a tutti con ingresso gratuito il weekend di dicembre, nei giorni feriali su prenotazione, mentre dal 23 dicembre all'8 gennaio la mostra resterà aperta tutti i giorni. Ne parleremo anche domani. Fra poco torneremo a parlare di presepi, con i vostri presepi in chiusura di telegiornale, ma adesso lo sport, primo turno di Coppe Amaro per il Benetton Rugby.
Inizia con una sconfitta il cammino del Benetton Rugby nelle coppe europee. I Leoni infatti perdono per 43-34 a Swansea in Galles nel primo turno di Challenge Cup contro gli Ospreys, eppure all'intervallo conducevano per 24-21. La sconfitta arriva solo nel finale. In classifica punto di bonus per le 4 mete segnate, ma sfuma quello per la sconfitta con meno di 8 punti di scarto. I gallesi hanno il loro punto forte nella spinta da rimessa laterale, il cosiddetto drive, come quello che propizia la prima meta di casa al settimo. Alla fine 5 mete gallesi su 6 arrivano da quella fase di gioco. Il Benetton segna una bella meta con Ratave all'11° e di nuovo sempre lui al 20° dopo la fuga di Brex. La terza meta biancoverde al 34° con Negri che schiaccia nell'angolo e la meta del controsorpasso trevigiano è all'11° del secondo tempo con Odogu che segna al largo per il 31-28 a favore del Benetton. Nel finale dal lungo gallese e a tempo scaduto il piazzato di casa che toglie il secondo punto di bonus al Benetton. Prossimo turno di Challenge Cup sabato 16 dicembre alle 16:15 a Monigo, avversari i fortissimi francesi del Perpignan. Come ogni domenica abbiamo il servizio che pesca dall'archivio storico di Antenna 3. Ci avviamo verso la fine dell'anno e come sempre tempo di bilanci, quasi un rito soprattutto per la politica chiamata non solo a verificare il presente ma a progettare il futuro. E allora con la rubrica della domenica dedicata alla nostra storia torniamo al 10 dicembre di 36 anni fa, quando i maggiori partiti di allora, DC, PCI e PSI, si confrontavano sul futuro del Veneto. Dove va il Veneto? O meglio, dove dovrebbe andare? L'interrogativo stamane a Venezia è stato al centro dell'incontro dibattito organizzato dal gruppo regionale comunista. A confronto il governo regionale, rappresentato dal presidente e dal vicepresidente della giunta Carlo Bernini e Umberto Carraro, e dall'opposizione comunista il capogruppo Luciano Gallinaro e il segretario regionale Cesare De Piccoli. La realtà cambia velocemente, la centralità dell'industria nelle economie degli anni 70 ormai è solo un ricordo e anche il decantato modello Veneto, basato in gran parte sullo spontaneismo, non trova posto nelle nuove logiche di mercato. Su questa analisi, ormai universalmente acquisita, tutti d'accordo, come sulla necessità dell'intervento pubblico sulle trasformazioni. E la Regione sta appunto dotandosi degli strumenti di programmazione. Sono al varo il bilancio di previsione e il secondo piano regionale di sviluppo. All'inconsueto e informale faccia a faccia hanno partecipato anche i giornalisti, i sindacalisti e le categorie economiche della Regione. Non ci si può barricare dietro la limitatezza delle competenze e dei finanziamenti. La Regione può e deve fare di più, ha detto il capogruppo comunista in Regione Luciano Gallinaro, proponendo un nuovo patto sociale. Noi siamo convinti che ci siano delle convergenze nella società veneta che vanno colte da tutti. Un interesse del sistema delle imprese e contemporaneamente dei lavoratori a qualificare l'apparato produttivo e a renderlo competitivo a livello internazionale. Occorre programmare, sostiene il Partito Comunista, non si può continuare a governare solo sulla contingenza, ha detto il segretario regionale del PCI Cesare De Piccoli, che ha accusato il Partito Socialista di essere egemonizzato dalla Democrazia Cristiana. Il triangolo industriale piemontese e lombardo ha già completato la ristrutturazione economica ed è pronto per la sfida con il futuro. Lo stesso non si può dire per il Veneto, ha proseguito De Piccoli. Sul rapporto fra pubblico e privato è poi intervenuto il presidente della giunta regionale Carlo Bernini. Sulla politica del territorio la responsabilità è e deve restare pubblica, sostiene Bernini. Le istituzioni sono un patrimonio indispensabile per tutti e non bastano le loro inefficienze per far pensare che si possa far meno. Quindi, siccome dovranno tutti fare la loro parte, io per impegno particolare che ho, evidentemente devo preoccuparmi che sia fatta la mia parte, quella del pubblico. Un confronto fra maggioranza e opposizione utile, perché affrontato fuori dalle mura del palazzo, di fronte alle forze vive della regione. Alla fine un po' tutti ripetevano: mettiamoci intorno ad un tavolo, tutti insieme per affrontare i problemi concreti. La politica 36 anni fa. Adesso un appuntamento importante della nostra programmazione: mercoledì 13 alle 18 in punto Antenna 3 trasmetterà in diretta la messa di Santa Lucia dal Santuario Diocesano di Venezia, celebrazione che sarà officiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Al termine dunque andrà in onda il telegiornale di Treviso e subito dopo i telegiornali del Veneto e di Venezia. Dunque l'appuntamento da non perdere: mercoledì 13 alle 18 su Antenna 3 con la messa di Santa Lucia.
Siamo alla rubrica Il tuo presepe, quindi siamo in chiusura. Vi ricordo il cartello con il numero WhatsApp da chiamare, il 351 175 5340. Siete tantissimi e continuate a mandarci i vostri video. Abbiate pazienza se non vedete il vostro presepe nel giorno stesso in cui lo mandate, perché sono talmente tanti che li faremo vedere tutti quanti davvero. Ci raccomandiamo come sempre il video in orizzontale, non in verticale possibilmente, e di almeno 20 secondi. Allora, questa sera vediamo le creazioni di Giacomo Busatto di Zero Branco, Matteo e Alice Favaro di Ospedaletto di Strana, il presepe di Nadia, Paolo, Giada e Andrea di Camalò di Povegliano, e il presepe allestito alla chiesa di Venegazzù, e il presepe di Roberto Bernardella a Ponte della Priula. E con questi ci lasciamo e vi lascio al meteo. Arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana ci dice che la pressione atmosferica non è così forte. Il tempo si manterrà comunque in genere buono. Il dettaglio di lunedì 11 dicembre. Sul Veneto avremo frequenti nebbie nelle ore più fredde in pianura e nelle valli. Solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Non mancheranno però delle schiarite. Le temperature si manterranno sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 7-8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Avremo nubi basse e nebbie frequenti anche in questo caso, con qualche schiarita in più, specie sulle zone montane. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, massime sui 9-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà anche in questo caso un'alternanza tra sole e nubi, con locali nevicate sui settori di confine. Temperature minime tra -1 e 3 gradi, massime sui 10 all'incirca.
Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.